Sì, allora, io non la rivolgo direttamente a lei perché tocco più punti, visto che sono stati moltissimi gli interventi e gli interessanti, diciamo così, apporti su cui abbiamo avuto modo di meditare. Premetto con una battuta, rispondendo al signor Zorzenone, che purtroppo, non avendo gli attributi, non sarò così efficace come qualcun altro, però ci provo lo stesso. Allora, la cosa che volevo in qualche modo cominciare era a mettere in chiaro qual è il problema che oggi stiamo sviscerando. Mi fa piacere che l'abbia detto il signor Zorzenone quando mi parla di salute. Dal mio intervento vorrei fosse chiaro che stiamo parlando di un principio alto, articolo 32 della Costituzione, cosa che non si tocca in nessun modo. Poi viene la legge dello Stato, poi viene l'europea. Il principio in assoluto, fonte assoluta è la Costituzione, articolo 32. La Repubblica tutela la salute come bene fondamentale dell'individuo e tutta una serie di cose, le cure per il non ambiente e così via. Benissimo. Qui stiamo parlando di questo problema. A questo proposito mi collego a quanto veniva detto prima. Cosa può fare Moimacco se il problema è cividale? No, il problema è la salute e non ha confini se la nuvoletta sta lì là. L'ha dimostrato lei stesso citando che nell'86 dall'Ucraina è venuto qui, non ci ha chiesto il permesso di venire, però ha preso proprio il Friuli, la nuvoletta. Quindi il problema è generale e lo dobbiamo trattare come tale. Quindi se non riescono a sollecitare le forze, le altre componenti, sarà Moimacco perché Moimacco respira. Partiamo da questo presupposto per dire che l'articolo 32, quando prende in esame tutta questa cosa, in poche parole, va a toccare una cosa bellissima, quella che diceva prima io non conosco bene tutti i nomi, però l'assessore, che diceva, no, forse l'ingegnere, che diceva è stato bello vedere che sia l'opposizione che la maggioranza si esprimono all'unisono. E ci mancherebbe, non è un problema di colore politico, è un problema di calore umano e di colore umano. È come quando Einstein, presentandosi all'ONU, alla prima seduta gli veniva chiesta di che razza era e lui rispondeva razza umana. Non ci sono razze in questo senso, quindi dobbiamo ripresentare l'argomento così com'è, cioè è un problema di salute. Andiamo a vedere un attimino i dati che abbiamo citato. Lei prima ha fatto un riferimento, ad esempio, e diversi soggetti hanno fatto riferimento a quanto emerso dalla zona, io non capisco bene tutte queste cose, dalla zona ZIU, quella di Campoformido, Pavia di Udine e Pozzuolo, che hanno fatto un rapporto di analisi dell'indagine ultrastrutturale della zona ZIU in collaborazione con i comuni di Campoformido, Pavia di Udine, Pozzuolo e Comune di Udine, e ha effettuato un'analisi innovativa dell'aria nella zona ZIU per determinare la composizione delle polveri sottili. Beh, ne sono uscite di cotte e di crude, io vi leggo solo alcuni punti perché riprendono quanto ho detto stasera, e se è vero laggiù, perché non dovrebbe essere vero qua su? Allora dice, sono state, e questo con riferimento a una risposta precisa alle distanze, 200 metri, 1 chilometro. Prima frase nelle conclusioni, sono state prelevate campionature varie in un raggio compreso tra poco meno di 1 chilometro e all'incirca 200 metri dal confine con il terreno occupato dall'acciaieria ABS. Il tipo di analisi effettuato permette una valutazione qualitativa del particolato, la misura quantitativa limitata alle polveri grossolane PM10 eseguita giornalmente tramite 3 centraline ARPA. Ed ecco qui cosa comincia, le cose interessanti nella conclusione. Tenuto conto degli elementi descritti, appare dunque quanto mai improbabile un'origine della maggior parte del particolato diversa dall'acciaieria presente in zona. Questo è quanto emerge in questa sintesi. Poi dice, sarebbe stato interessante poter avere a disposizione i filtri, quelli che parlava il primo intervento, utilizzati dall'ARPA. Questi avrebbero potuto rivelare situazioni quasi puntuali di inquinamento e, vista la natura dell'insediamento industriale, è vivamente consigliabile svolgere indagini periodiche di questo tipo su quei filtri, quindi quello che chiedeva lui. Giustamente siamo in, diciamo così, con lo stesso obiettivo. Poi comincia ad accettare tutta una serie, il particolato non ha una soglia minima di pericolosità, non ce l'ha. Anche quantità apparentemente rilevanti possono avere gravi implicazioni per la salute e gli effetti sanitari delle polveri sono inversamente proporzionali alla loro dimensione, quello che diceva Zorzenone. Cioè ci ritroviamo che tutte queste cose sono già riassunte in un'indagine che ha dato determinati requisiti. In modo particolare poi si arrivava a dire che, eccolo qua, tutto questo, facevano un riferimento, perché bisogna leggerla bene, potete andare sul sito di Udine Comunica, ed è forte quando dice tutto questo è in perfetta sintonia con quanto da noi trovato nell'ambiente, nei reparti biottici, penso che si dica così o cose simili, o di liquidi organici di pazienti nelle zone di guerra in Iraq,
nei Balcani, a New York a seguito del noto attentato dell'11 settembre 2001, nei pressi di poligoni di tiro e in altri siti nei quali processi ad alta temperatura abbiano prodotto da formazioni di micro e nanoparticolato. Vorrei solo sapere se io mi trovo in questa situazione a Moimacco o in una diversa. Continuo sottolineando, qua ci sono tutti i problemi di tumori e cose del genere, eventuali, che potrebbero nascere per l'amor di Dio, e poi arrivo con questa cosa: se non riescono a prenderci i concetti alti, i principi, le cose per cui 60 anni fa facevano una Costituzione e ci credevano e hanno fatto qualcosa che si chiamavano interventi per fare, andiamo sul banale, sul concreto. Allora, prima cosa, se Moimacco, che era tra 10 anni fa tra le categorie dei comuni più nuovi, più giovani, perché molte erano le coppie che venivano, se si diffonde l'idea che a Moimacco abbiamo 129 sforamenti e cose del genere, beh, non sarà più così auspicabile venire a Moimacco. Quindi, fra virgolette, potremmo magari sentirci dire che un giorno saranno anche le valutazioni dei, non so, delle case, cose del genere, magari oggetto di rivisitazione, visto che qui non ci sarà più quell'interesse a fare da cintura di Udine, non lo so, ma metto così pensieri banali, cioè. Altro che abbiamo tirato fuori, l'agricoltura non è mica l'ultima cosa qui, noi mangiamo agricoltura, se non vogliamo mangiare quanto è prodotto altro, dobbiamo mangiare qui. E se io produco nel mio campo la verdura e poi vado a mangiare con lo zucchero a velo sopra, beh, è ben diverso che mangiarla pulita da industria che mi arriva. Quindi è importante che Moimacco prenda queste decisioni, perché è Moimacco che ha questo problema. Non mi interessa se il confine è cividale. Ultima cosa, mi farebbe veramente piacere che le soluzioni passassero attraverso quello che ha detto il signor Pizzolongo, che diceva: se tutta la cosa è stata gestita con l'immobilismo da molti anni, beh, l'unica scossa in un mare bloccato cosa può essere in un lago? Butta il sasso, se il sasso è l'Unione Europea ben venga, anche perché andando a scoprire martedì 24 febbraio 2009 troppo smog, UE contro la regione, procedura di infrazione in Friuli Venezia Giulia, manca il piano per la qualità dell'aria, l'ambiente, le richieste dell'Unione Europea, la direttiva UE chiede agli Stati membri piano di gestione della qualità dell'aria predisponendo un inventario sull'esistente. Richiesti anche piano di miglioramento qualità dell'aria, piano di mantenimento qualità dell'aria, ovviamente se decente, per le situazioni di inquinamento più localizzate, questa lo è. La direttiva prevede piani di azione comunali, PAC, predisposti e condivisi tra comuni, regioni, per risolvere nelle aree urbane la questione delle polveri sottili. 24 febbraio 2009. Credo di aver detto almeno quanto mi serviva da puntualizzare, per altre cose mi riservo eventualmente di fare qualche breve intervento. Grazie.